Ciao a Yes. tutti, bentornati in questo nuovo episodio di podcast di Veneziano Therapy. Sono Alessio Veneziano, il vostro host, e questo podcast è stato ideato per dare informazioni preziose ai telespettatori che soffrono di dolori persistenti. E la mia missione quindi è quella di insegnare e portare voce da professionisti, terapisti del mondo, soprattutto in Italia, che il dolore persistente nociplastico o dolore cronico può essere curato attraverso varie terapie, vari approcci. Oggi ho qui con me Elena Tione. Ciao Elena. Ciao Alessio, grazie per l'invito. Grazie a te. Parleremo di manifestazione. Ovviamente resteremo nel topic manifestazione sul dolore, ovviamente, ma potremo anche andare su altri topic, non solo il dolore. Per chi non ti conosce, Elena, vuoi introdurti e dirci cosa fai, di cosa ti occupi? Sì, molto volentieri. Do ovviamente anch'io il benvenuto a tutti e a tutte. Sono Elena Tione, sono la fondatrice e la presidente di Associazione Vulvodinia.info Onlus, che è dal 2010 il primo punto info italiano di riferimento per donne e persone assegnate femmine alla nascita colpite dalla sindrome vulvodinica o vulvodinia, che è un altro tipo appunto di dolore nociplastico o neuroplastico, come lo chiamano oggi i ricercatori in campo dolore cronico. Io ho sofferto di questa sindrome che fondamentalmente si traduce in bruciore come un senso di ustione permanente alle mucose del vestibolo vulvare, quindi della vulva, dei genitali femminili, per 12 anni della mia vita. È scoppiato tutto all'improvviso il 2 giugno del 2001, quindi prima delle Torri Gemelle. Io studiavo all'università. Una mattina mi sono svegliata con questo bruciore terrificante quando non avevo mai avuto nient'altro. Già però stavo soffrendo di altre sindromi, di cui ai tempi insomma non capiva nulla nessuno, qui in Italia, all'estero, I don't know, non lo so, come sindrome dell'intestino irritabile, forti crampi, mal di testa cronici, altri sintomi che oggi vengono ricondotti alla cosiddetta sindrome fibromialgica, quindi sindrome del colon irritabile, sindrome fibromialgica, sindrome della vulva urente o sindrome vulvovestibolare, ne abbiamo tantissimi. Ho sindrome delle gambe senza riposo, un'altra che avevo, praticamente ho peregrinato letteralmente da un medico all'altro, da uno studio medico all'altro, da un professionista all'altro, da un ospedale all'altro, per anni e anni e anni senza avere, senza che nessuno sapesse aiutarmi, assenza di infezioni o di qualsiasi altra problematica, ricevendo cure assolutamente deleterie, inconcludenti se non peggiorative, spendendo tutti i risparmi della mia famiglia. Eravamo rimasti solo io e mia mamma. Io sono orfana di padre da quando avevo 16 anni non concludendo assolutamente nulla. Ora, nel 2009, cerco di essere breve, ho avuto la mia prima connessione a internet perché, anche se non sembra, sono arrivata veramente molto tardi e sono proprio antitecnologica, quindi ho dovuto poi recuperare. Ho deciso siccome nessuno riusciva ad aiutarmi, decisi di fare delle ricerche. E parlavamo poco fa, prima di iniziare, dell'inglese. Grazie al fatto che io amo, adoro l'inglese, potevo accedere alle ricerche online su PubMed, Medline, per cercare di aiutarmi, perché avevo già fatto tutto quello che la nostra medicina allopatica ortodossa riduzionista proponeva. Stesso in letteratura è scritto per la vulvodinia e altri tipi di sindromi, come la fibromialgia, ma anche l'endometriosi, voglio dire, eccetera, eccetera, non la definiscono come cronica, quindi un disturbo che cronicamente diventa ciclico e da cui non c'è un,
un dispositivo, una pasticca, un qualcosa che può dirti, ok, questa cosa, prendi questo, prendi X e risolvi tutto, fondamentalmente. Dopodiché, studiando, nel periodo 2011-2012, sono arrivata a chi? Al lavoro del dottor John Ernest Arnault, MD, e alla sua Mind Body Prescription. E da lì mi si è aperto l'universo, ho cominciato a studiare tutto ciò che riguardava la cosiddetta Mind Body Syndrome o TMS, Tension Myoneural Syndrome o dolore nociplastico neuroplastico. Questo Ah, la è Bibbia. il libro. Se qualcuno lo chiama così, ne ho oggi per il nostro incontro, insomma, ne ho qualcuno dalla mia Bello. biblio, ma Magari qualcuno voglio poi dire, lo diamo alla fine, magari. assolutamente li ho qua, ho detto li voglio portare apposta perché poi a noi poi mm, interessa di dare chiaramente le ricerche scientifiche, le pubblicazioni per far sì che ciò che ti è stato detto, che il tuo dolore è cronico e quindi tu ti dici, oh, cronico significa che quindi non esco, che continuerà così a vita, che non c'è una soluzione, mi devo portare questo dolore a vita, come farò? Vivrò tutto il resto della mia vita così, non guarirò mai, eccetera, eccetera, perché quello che accade alle donne colpite da vulvodinia, alle persone colpite da vulvodinia, c'è anche ovviamente la controparte maschile, penodinia, scrotopenodinia, si tratta solo di enunciare l'area del corpo dove ti fa male, poi la parola dinia, che in greco antico vuol dire dolore, quindi non ci sta dicendo assolutamente nulla, perché è la cosiddetta descritta allodinia, cioè un dolore dove dovresti solo percepire un tocco normale e non dovrebbe far male, ok? In qualsiasi area del corpo tu lo hai. Infatti poi vediamo che quando andiamo avanti, se c'è occasione, vediamo che la TMS, per la TMS o dolore nociplastico è tipico avere una sede principale. Se sembra risolversi quella, ne scoppia un'altra, poi c'è una sorta di flip-flop tra un'area e l'altra, a seconda di quello che è il meccanismo che riesce più facilmente ad ancorarti alla paura sintomatica. Cos'è Grazie successo? per- Studiando tutto questo, mm. nel 2012 mi sono iniziata a certificare, ho avuto la mia prima certificazione in coaching perché volevo portare tutto questo, formarmi professionalmente per dare gli strumenti e avere delle qualifiche professionali per poterlo fare in un contesto di facilitare le persone, trasportarle di nuovo a star bene, perché non solo è possibile, è così che funziona l'ATMS o dolore nociplastico, è ormai codificato in letteratura medica, noi abbiamo bisogno di questa rassicurazione, anche se vogliamo, no? Poi parleremo di che cos'è la rassicurazione a livello di, sì, ma cosa dice la scienza? Ok, la scienza. E quindi ho iniziato a formarmi e ho fatto tantissimi training a livello nazionale e internazionale fino a quindi a poter avere un set di tools, cioè di strumenti che aiutano la persona, uno, a capire come funziona veramente questo tipo di dolore. Due, che il 99,9% delle cose che sono state dette sul dolore cronico sono errate, che ci sono state dette fin qui dal modello meccanicistico di descrizione del dolore che è obsoleto e superato da più di 20 anni. E tre, o come fare per uscirne fuori. Nel 2020 sono arrivata a scoprire la cosiddetta, ne parlavamo, legge di assunzione o legge degli assunti, cioè la manifestazione, che, lo dico subito fin dall'inizio, non ha nulla a che fare con la legge di attrazione, robe strane, fuffa, varia, perché ecco, io sono quel tipo di persona, San Tommaso Doc. Se non vedo, non credo, se non ho risultanze, se non ho la spiegazione, doppia, tripla personalità A, cioè proprio pignola al massimo grado, non è nulla di tutto questo, ma è tutto di codificato e scientifico ed è come noi manifestiamo le cose, cioè viviamo le cose che viviamo, le cose non ci accadono così,
Mhm. C'è un meccanismo, c'è una spiegazione. Nel momento in cui facciamo nostra questa cosa, possiamo direzionare le cose come vogliamo. E questo è il cosiddetto empowering ai pazienti e alle persone, cioè ti restituisce il potere che è intrinseco dentro di te, l'istinto, se vogliamo chiamarlo così, di guarigione. Ed eccoci qui. E ci siamo qui Magnifico. con te Come, perché wow, un altro professionista che è arrivato a Sarno, perché qui in Italia, negli ambulatori, queste cose, c'è proprio lo purtroppo, zoccolo. Ma purtroppo noi ci sì. stiamo... Anche se poi Sarno come cognome è italiano, sembrerebbe, però molte persone Sì, ci avevo pensato anch'io, pazzesco, sì. all'inizio quando ho letto il dottor Sarno ho pensato, ma sì, questo No, sarà magari forse ha italiano, origini chissà che... italiane. Probabilmente È sì, possibile. non lo so. Comunque, È sono, stato... sono contento di averti trovata perché, ecco lì, quello è il Io libro. altrettanto. Sono contento di Sì. averti trovata perché inizialmente ti avevo conosciuta per la TMS, cioè l'Attention Myositis Syndrome, ed eri la prima persona che avevo trovato Sì, ti su ho internet, contattato su io Google, in un gruppo eh, dedicato proprio al TMS in inglese, però americano. ti avevo trovato su Google semplicemente scrivendo qualche parola chiave su o dottor Sarno piuttosto che Tension Myositis Syndrome e poi siccome forse ero in Italia in quel momento dove stavo cercando quelle cose su internet e mi sei uscita tu, poi tra una cosa e l'altra non ci siamo più, non ti ho più scritto e ho pensato, cioè, avevo sempre in mente il fatto che eri l'unica italiana a farlo. E poi dopo un po' di tempo è successo che qualche giorno fa ci siamo sentiti perché una mia cliente che soffre di fibromialgia e fa terapia con me mi ha menzionato del tuo nome e ha detto guarda che è una manifestazione questa. È il fatto Yes. che l'universo mi sta chiedendo, mi sta dando un indizio che io ti devo portare nel podcast e che ci dobbiamo connettere in qualche modo. Quindi la manifestazione, come, come ci sei arrivata su questa cosa della manifestazione collegata però alla tua esperienza di dolore Eh, e la guarigione? risposta, allora, la risposta giace, credo, nella parola chiave, neuroplasticità. Che cosa vuol dire? Significa che, appunto, vedi, abbiamo la definizione oggi di dolore nociplastico, neuroplastic pain in inglese. Tutto quello che noi viviamo come sensazioni corporee e quello che ci accade è semplicemente una configurazione di come siamo cablati a livello di connessioni neuronali sinaptiche. Significa che se io comincio ad avere un'area del mio corpo alla quale attivo un significato di danger, pericolo, si creeranno tutta una serie di associazioni tipiche, associazioni pavloviane peraltro, no? I cani di Pavlo che salivano quando la campanellina suonava perché avevano associato il suono del campanello al fatto che gli veniva data la pappa, poi hanno cominciato a salivare anche quando la pappa non gli veniva data solo per lo stimolo. Quindi se associo a un'area del corpo un determinato significato, creerò una reazione, una percezione, in questo caso tattile, un'allodinia, dove normalmente dovrei avere o una zero sensazione o una sensazione normale, non dolorosa comunque, ok? Quindi manifestare è semplicemente, se vogliamo, un sinonimo di percepire in un certo determinato modo un qualcosa. Come noi cambiamo il significato, la percezione di un qualcosa che ci sta accadendo, così la nostra esperienza cambia. E lì dove continuiamo, neuroplasticità, a focalizzarci, diamo ancora più energia a quei collegamenti neurali, quelle vie neurali di trasmissione degli impulsi, di comunicazione. Più noi ci focalizziamo su un qualcosa che è così, 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 più noi gli diamo energia, più quella cosa cresce e si ingigantisce.
Lì dove va la nostra attenzione, quella cosa cresce e si ingigantisce. Quindi se una persona comincia a sviluppare una determinata sensazione in un'area del corpo e comincia a dargli attenzione, sempre più attenzione, quella cosa si ingigantisce e diventa stabile, permanente. Questo è un meccanismo neutro, quindi può essere per una cosa piacevole che no. È come guidare la macchina, a seconda della direzione che scegliamo, la macchina esegue quello che il guidatore fa. Quindi se giro a destra, la macchina girerà a destra. Certo che se c'è un burrone a destra, magari vorrò continuare ad andare dritto, quindi non è colpa del veicolo, in realtà non è colpa, è solo questione di guidare l'energia nella percepire una determinata esperienza anziché un'altra. Se io mi racconto che questo dolore non guarirà mai più e che ho qualcosa di rotto e che eccetera eccetera, come ci spiega Sarno proprio in The Mind Body Prescription, lui già dagli anni 70 del secolo scorso usava la parola programmazione. Che cos'è una programmazione? Che tu prendi un qualcosa, gli dai importanza e gli dici sì, le cose stanno così, quindi è una decisione. Quando io sono arrivata nel 2020 agli insegnamenti di Neville Goddard e 2 più 2 ha fatto 4 a casa mia, ok? Tutto ha fatto click perché ho capito che già lo percepivo prima, ma non al livello in cui viene spiegato nella legge di assunzione. Che effettivamente ciascuno di noi è dentro la sua propria realtà e vive un'esperienza tutta sua, dove tutto quello che ha intorno a sé e quindi dentro il proprio corpo è la sua propria esperienza e non c'è nessun altro attivo al posto suo. Per questo motivo la guarigione è sempre dei pazienti. Nessuno può fare qualcosa per qualcun altro, ma può semplicemente però mostrargli il processo e dargli le coordinate in modo da creare un senso di posso veramente, come dire, riprendere il controllo qui pieno e decidere io come vanno le cose. Ora, se tu vai nella tua vita a un piccolo e semplice episodio in cui ti sei sentito in imbarazzo ed entri completamente in quel ricordo, in quella scena, io mi faccio il film che un minimo di attivazione fisiologica del tuo corpo la hai nel momento in cui ci entri pienamente. Se vai a un ricordo, il più bel ricordo della tua vita, fisiologicamente comincerà, il tuo corpo comincerà ad aprirsi, la tensione muscolare a scendere, rientrerà nel range di normotono tra 1 e 4 microvolts, avrai tutta una serie di ormoni e neurotrasmettitori del benessere che verranno replicati perché il tuo sistema nervoso sta vivendo quella scena come se stesse accadendo adesso. Infatti, il nostro fantastico Alan Gordon, The Way Out, che ha portato, no, avanti tutto ciò che è partito da Sarno, ma anche da molti prima di lui, voglio dire, ci dice, ehi, il socconscio, cioè il sistema nervoso, cioè quello che produce i risultati, non conosce l'idea di passato o futuro. Vive qui ora, hic et nunc, come dicevano i latini, è sempre nel momento presente e nella manifestazione sappiamo che il punto di potere è sempre il momento presente. In ogni momento tu puoi decidere, la manifestazione è una decisione, che tipo di reazione creare dentro di te. La cosa figa è che non devi aspettare un evento esterno per farlo, perché lo fai da dentro. Se ne hai tu il controllo e il potere, il gioco cambia completamente da così a così. Così a così. Quindi la manifestazione è una manifestazione verso la guarigione o verso la malattia inconsciamente, perché ovviamente non è che ci vogliamo autopunire, Esatto. perché Esatto. però è un processo neurofisiologico, ecco perché è importante quando tu mi dicevi all'inizio, io sono come San Tommaso, voglio vedere le prove,
è che le persone che ci stanno sentendo, inizialmente, magari tutti, sono un po' scettici Ah, su queste voglia. cose perché vedono cose invisibili, cioè ci sono cose invisibili che non possiamo quasi controllare, no? Perché se non le vediamo vuol dire che non esistono. Invece oggi, fortunatamente, possiamo dire che questi processi neurofisiologici sono visibili proprio a livello delle MRI, cioè quindi risonanze magnetiche Azioni funzionali elettromagnetiche. al cervello, quindi noi sappiamo perfettamente come il cervello di una persona con dolore cronico funziona rispetto a un'altra. Quindi oggi sono sicuro che comunque chi ci sta Questo è ascoltando sono persone fantastico, però intelligenti quindi esatto, quelle sono le questo è risonanze importante, magnetiche questo funzionali. diventa Supernatural, altamente consigliato, è uscito Son nell'estate del tutti 2020 son italiano. tutti libri che metteremo in descrizione perché tutti quelli che hai detto li ho letti e Ho un sono i miei video sul mio preferiti tra l'altro. canale, ho un video sul mio canale proprio dove ho messo su i principali, che non sono neanche tutti, però ho fatto insomma, una mini bibliografia perché sappiamo bene che siccome ci siamo passati entrambi, che per uno che per l'altro, quando stai male fai fatica anche a stare in piedi, stai a letto, non riesci a muoverti, hai dolore per tutto, hai il terrore di muoverti e quindi fai anche fatica. Quindi invitiamo le persone a rimanere con noi belle sveglie perché questo è un game changer. Sì, Questa assolutamente. Anche possibilità perché di quanto vivere. tempo quanto tempo hai passato tu con prima di trovare la soluzione? Quanto tempo è Allora, passato? allora io allora c'è una cosa importante, non devi accettare il dolore come la tua identità e come la tua sentenza definitiva. Mh-mh. Ti devi scollare Importante. dall'identità di io sono malato, uno. Io non ho mai accettato, non potevo accettare di rimanere come stavo, che non potevo nemmeno camminare, fare niente. Nel 2010 ero arrivata a perdere completamente il lavoro, ho perso il quasi marito, sono stata lasciata e praticamente non avevo più niente. L'unica cosa che avevo era un laptop, un computer e la connessione a internet da qualche mese. Avevo due alternative, o, e questo è un qualcosa che io ho ripetuto in tanti discorsi pubblici, interviste, podcast e quant'altro in tutti questi anni. O io mi suicidavo, oppure facevo qualcosa con questo trabicolo, ok? Che ripeto, sono un po' vintage, io sono del 77, quindi non è, poi non significa nulla, c'è gente che a 90 anni smanetta peggio di chiunque altro. Non accettare la tua identità. Io non accettavo, sei malata, è cronico, no, avevo deciso che io ne sarei uscita. Quindi poi mi sono messa, ho fatto le mie ricerche, ho fatto i miei test, prima su di me, poi sugli altri. Nel giro di 6-8 mesi i sintomi sono scomparsi completamente. Perché quando tu non hai più paura e preoccupazione sul sintomo, il sintomo ha i giorni contati. E quando ti 7-8 accorgi mesi. e questo può accadere anche molto meno, perché dobbiamo dirlo, dunque circa il 90%, se vogliamo citare Saro, della gente che soltanto andava alle sue lezioni serali al John Ruskin di New York, all'ospedale, dopo che lui finiva il tiro, faceva queste lessons, queste lectures, queste lezioni, queste... ehm, Terapia educativa, no? dove Psicoeducazione. insegnava alle persone cosa dovevano fare, come funzionava, le persone guarivano. Allora, com'è possibile che la persona A viene dal medico, va dal medico con delle lastre, ai tempi c'erano le lastre, adesso abbiamo la risonanza magnetica, il medico, lo specialista, mette e vede che c'è una lesione. La persona ha una lesione visibile, tanto per andare su cose al tessuto osseo. Il dolore è dolore, non mettiamo sui piatti della bilancia il dolore, però qui, per, come dire, cioè, si vede grossolano proprio. La persona B va sempre dallo stesso specialista, gli dà la lastra e ha la stessa identica lesione, ok? Parità di roba.
che si vede, adesso parlo in maniera molto come si mangia, come si dice, com'è possibile che la persona A sente dolore e la persona B no? C'è C'è qualcosa, c'è non torna. qualcos'altro. È evidente che sta succedendo qualcos'altro qui, signori. La ricerca ci dice, su Medline, PubMed, uno dei tanti paper, che la quantità di dolore che tu percepisci non correla direttamente con un eventuale danno tissutale. Vale a dire che se, e diciamo se, anche se viene certificato da un esame, da un qualcosa che tu hai XYZ, non è detto che tu percepirai fastidio o dolore. Sempre se viene evidenziato questo. Deve essere Perché chiaro questa cosa. ok, il dolore che senti non è che te lo inventi, non è che è colpa tua, tutt'altro, è semplicemente perché oltre il 90% della popolazione occidentale, ma ormai è un po' la cosa è globale, di noi vive in un perenne stato di allerta. Oggigiorno non abbiamo più i leoni, i lupi che tentano di, o una tribù nemica che tenta di ammazzare e portarci via il cibo, o il freddo, le condizioni, quello che vuoi, ma abbiamo le mail del capo, abbiamo problemi familiari, abbiamo altre situazioni stressanti e queste sono come le tigri coi denti a sciabola per il sistema Sì. nervoso non c'è differenza. Ora, se una persona vive, e ripeto, più del 90% della popolazione adulta, ok? Quindi non è, oh, perché quello ha sviluppato il dolore cronico e questo no. Ve lo assicuro, chiunque in un modo o nell'altro ha una forma o altra di TMS. Sì, se non è a livello, diciamo, sintomatologico di quel tipo come dolore, può essere ansia, può essere ipertensione, no? Ok, queste cose io ho lavorato con milioni di persone in tutti questi anni e sono entrato in contatto con veramente tanti, tanti, tantissimi casi, oltre a collaborazioni con medici, specialisti, e altre figure professionali, fisioterapisti, osteopati, psicologi, psicoterapeuti, sessuologi, you name it, insomma non li elenchiamo tutti. Fintanto che il sistema nervoso è in overdrive, continuerà a produrre ormoni e neurotrasmettitori dello stress. E questo a lungo andare non è un qualcosa che è previsto dalla natura per perdurare a lungo. Si tratta di una risposta immediata a un pericolo contingente, lì per lì. Una volta che quello finisce, torni in pace, torni in quiete, torni in equilibrio. Ma noi siamo Sì. bombardati scadenze, i conti da pagare, quello, quell'altro. Ok, sono veramente poche le oasi e quindi molte persone. È scoppiata una pandemia di dolore cronico nociplastico nel mondo. Mano a mano che il tempo e gli stimoli si sono quintuplicati. Sì, anche perché appunto la medicina convenzionale non ha delle risposte ancora a queste problematiche che sono ancora in certi casi chiamate idiopatiche, ovvero senza nessuna causa, e questo porta a molta rabbia a noi terapisti, coach, Yes! che siamo dentro in questo lavoro perché uno l'abbiamo sentito e quindi sappiamo che la causa esiste e se siamo guariti sappiamo dov'era quella causa, perché ovviamente la terapia è totalmente differente, la terapia per il dolore nociplastico verso una terapia invece, per un dolore strutturale, no, mi fa pensare ad altre problematiche, fratture, infezioni, malattie autoimmuni, insomma Parkinson, multipla sclerosi, è diverso, è diverso. Anche se Io sono anche qua, lì in ecco, anche realtà, lì dovremmo aprire una dirti parentesi. che alle superiori, neanche all'università, si studia la risposta fisiologica di combatti, fuggi, congelati, che è quella di cui ho parlato fino a poco fa. Il Sì, fatto di sentirti sempre di oddio, oddio, c'è questo, oddio, c'è questo, c'è quest'altro, ok? E in quella risposta lì continuata vengono prodotte sostanze chimiche nel corpo.
Per esempio, nella vulvodinia abbiamo il mastocita, non solo nella vulvodinia, il mastocita è una cellula che funziona, fa sì di degranularsi, dentro contiene delle vescicole che contengono istamina. Mhm. Si degranula quando il sistema percepisce una minaccia, che c'è qualcosa che non va, perché anticamente, dico anticamente, si supponeva che questa istamina che poi andava nei tessuti facesse in modo di evitare una sovrainfezione se il predatore ti acchiappava e ti mordeva o ti graffiava. Biologico, la logica della vita è tutto codificato, è tutto perfetto. Non lo so, nei tirocini non hanno tempo, si sono scordati il lavoro di Hans Selig, che è un medico degli anni 30 che ha fatto le ricerche sulla risposta a combatti con gelatine e ratti. Si sono scordati il lavoro di Walter Cannon, che era un altro medico a Harvard, che ha continuato a studiare la risposta a combatti fuggi congelati, fight or flight or freeze response. E si Mhm. sono scordati, probabilmente i più nemmeno lo conoscono perché non hanno tempo di formarsi, che è una scusa ovviamente, il lavoro di Herbert Benson, cardiologo di Harvard, che invece sempre negli stessi, peraltro nello stesso ambulatorio, nello stesso studio dove all'Università di Harvard aveva lavorato 3 decenni prima, mi pare, Cannon, nello stesso ambulatorio fece gli studi per, oh, ma quindi c'è anche una risposta uguale e contraria, la cosiddetta relaxation response, che oggi come oggi abbiamo la teoria polivagale del dottor Stephen Porges, PhD, Sì. per cui sappiamo che quando una persona si sente ok, è sicuro e si gode la vita, fisiologicamente nel corpo ci sono altri neurotrasmettitori e ormoni che quindi sintetizzano altre molecole, altre sostanze chimiche. Se sei perennemente stressato, sei in costante saturazione di citochine pro-infiammatorie e molto altro. Non voglio scendere tecnico, che perché questo lo lasciamo ai medici, ai biologi, Sì, giustamente. anche perché poi magari possiamo, magari le persone Ma normali non interessa neanche magari del accenno nome queste cose particolare. per gli scettici, accenno queste cose per gli scettici perché non c'è stato mai, credo, difficile trovarlo, uno più scettico di me. Ora lo Mm. scetticismo che cos'è? Io voglio, con i miei clienti faccio questa cosa. Io dico loro che lo scetticismo è un fantastico strumento da portare sempre con sé. Il puro scetticismo applicato a qualsiasi cosa ti viene detta. Quindi quando qualcuno ti dice, ehi, non c'è speranza, hai 3 mesi di vita, oh, questa cosa è cronica, quante Sì, volte, signorina Coleo, le mani pirate, dovrà imparare a conviverci, un classicone, giusto? Quanta rabbia, quanto nervoso e quanto dolore provoca una cosa del genere, che provoca a sua volta è il cosiddetto effetto nocebo, che la parola esatto, autoritativa del medico che dovrebbe sapere i medici, nessuno di noi è Dio in terra, ma sii scettico su, oh, non guarirò mai più, davvero? Sii esatto, scettico sulle cose me che ti l'accordo. servono, che vanno nella direzione che va a tuo vantaggio, perché io dico che è nostro diritto e nostro dovere andare nella direzione del nostro vantaggio, perché se noi andiamo a nostro vantaggio, tutta la società ne beneficia. Questa parte che stiamo dicendo, perché le persone magari dall'altra parte pensano, "Ah, ok, ma allora qual è la soluzione?" La soluzione, una delle soluzioni che si dà, e che il dottor Sarno dava, è appunto questa stessa di cui stiamo parlando adesso, ovvero l'educazione al dolore, no? L'educazione, la consapevolezza. Questa è già una terapia, perché quello che purtroppo in questa società moderna cerchiamo di raggiungere era tutto e subito, il tutto e subito. Ed il tutto e subito nella manifestazione lo potremmo anche avere. Infatti, magari volevo chiederti anche questa domanda, farti anche questa domanda nel fatto che una volta che io sono consapevole che il mio dolore non è solo legato al mio corpo, ma anche alle mie emozioni, ai miei pensieri, a come la mia identità, il fatto che io credo che un mio dolore possa essere relativo
alla mia schiena che è malformata, che è mal allineata, alla mia postura, quella è già un qualcosa che va contro. Però mettiamo che adesso io sono consapevole che c'è almeno la possibilità che il dolore che ho è nociplastico. E cosa bisogna fare quindi per manifestare al contrario, quello che stavi dicendo tu, manifestare quindi la guarigione, cosa bisognerebbe fare? Esattamente il contrario di quello che si è fatto fin qui. Vale a dire, allora, dire che cosa fare è un conto e trasportare del procedimento è un altro. E ci sono molte vie per entrare nello stato di chi ha di nuovo il controllo e il potere. Il dolore è una percezione, tutto è una percezione. Infatti, facendo determinate pratiche, tu senti fisicamente una percezione differente delle tue sensazioni interne e esterne nel corpo e vedi le cose colorate in modo diverso. Magari vedi il mondo tutto grigio, tutto brutto, ti arriva un qualcosa ed effettivamente senti il cambiamento perché lo sperimenti tu in prima persona e dici, caspita, questa cosa funziona, ho avuto un cambio nella mia percezione. Che cosa succede se amplifico questa cosa ancora di più? Allora, per esempio, ci sono molti modi in cui io potrei rispondere a questa domanda e anche a tutte quelle situazioni di infezioni conclamate, danni ai tessuti. È codificato in letteratura, ci sono proprio degli studi che hanno dimostrato le ferite guariscono più velocemente quando sei nello stato di chi si sente al sicuro ora, sollievo ora, quando ti senti di nuovo al sicuro, quando quella cosa è lì che ti spaventa tanto non ti spaventa più così tanto, non ti triggera più così tanto ed è un allenamento. Per molte e molte persone, a detta di Sarno e delle stesse persone che lo hanno vissuto, il solo leggere il libro scritto da un medico nostro e non da uno, non lo so, un fufologo qualsiasi, un pazzo orientaleggiante con tutte quelle cose lì che non sono pazze per niente, gli ha dato un effetto di rassicurazione, di sicurezza, che questa cosa non è solo sì, boh, non lo so, sì, potrebbe aiutarmi, ma non è... No, no, questa cosa funziona veramente ed è codificata. E non è perché lo dice Elena Tione o Alessio Veneziano o il dottor Sarno che magari era un po' così. Ci sono ormai migliaia e migliaia di medici, chirurghi della nostra medicina all'estero e l'idea è quella di formare professionisti in Italia su questa cosa, che te lo posso dire, ma quello che fa veramente la differenza è la tua riprova, è la tua percezione. Allora io ti dico, guarda, tutto quello che hai bisogno di fare è di ricreare dentro di te la sensazione di sono al sicuro ora, va tutto bene, perché tutto si riconduce a questo, alla sentirsi al sicuro a livello del tuo sistema interno. Qual è la tua percezione di sicurezza adesso, in questo momento? Vale a dire, ti senti a tuo agio? Queste informazioni ti stanno allertando ancora di più? Ti sono indifferenti o ti stanno aprendo qualche porta, qualche cosa, qualche possibilità, mi apro la possibilità che questa cosa funzioni per me. Un passettino alla volta. Allora, per alcune persone la cosa è accaduta istantaneamente. È codificato in letteratura medica che ci sono remissioni spontanee istantanee e va benissimo, però uno potrebbe spaventarsi e dirsi se, quando mai, figurati, c'ho questa cosa enorme, dura da tutta la vita, adesso vengono questi qua e mi dicono che, è come dire, ah, sono Sono i guarito. maghi. Ok, quindi a seconda di chi sei tu, del punto in cui sei, di quello in cui credi, di quello che ti... perché il dolore è un'aspettativa, la manifestazione è un'aspettativa. Abbiamo parlato di come anche una semplice puntura, se una persona si aspetta di sentire dolore ancora prima, c'è gente terrorizzata, perdonate, devo far uscire il micio, tutto Vai. in diretta. Grazie. Grazie, il nostro amico. Voglio dire, ci sono persone che sono terrorizzate dagli aghi, che come vedono un lago si sentono sveglire, altre no, dipende.
E l'aspettativa di sentire dolore sarà ciò che provocherà, che predirà se tu senti dolore o meno. Ma l'ago è lo stesso. È quella che in psicologia viene chiamata, se volete, la profezia autoavverante. Quante volte nella tua vita le cose sono andate esattamente come ti aspettavi che andassero? Nel bene e nel male, secondo la tua valutazione, voglio dire, figurati, vedrai che le cose andranno così. Se una persona è abituata ad aspettarsi sempre che le cose vadano in un determinato modo, quella è la legge di assunzione in azione, pura e semplice. Se tu ti aspetti di restare tutta la vita così, e non è una questione di colpa, bensì di responsabilità, abilità a dare risposte differenti, perché non possiamo aspettarci di avere risultati diversi se continuiamo a fare le stesse cose. Oppure, o magari le cose sono anche corrette, abbiamo solo bisogno di intensificarle di più in un modo che ci dia piacevolezza e non costrizione. Perché quando tu ti dai la colpa e ti senti costretto, quello che accade a livello di sistema nervoso, di sensazione di sicurezza o meno, è sempre la stessa cosa, perché di base il sistema nervoso funziona o sono al sicuro o no, o mi sto divertendo o no. Quindi hai bisogno di trovare il coaching cosa fa? Ti aiuta a trovare la tua risposta. Io non posso dire fai questo e fai quello lo lasciamo ai fufologi. Io ti aiuto a partorire la tua verità, come se il coaching è maieutica, socratica, vale a dire ti aiuto a tirare fuori le risposte che funzionano nel tuo caso. Sì, perché si può Quindi fare tutto e niente. se una persona è costantemente in stato di allerta, cioè stressata, è più esposta a infezioni, cadute, ha più suscettibilità in fratture, ha più suscettibilità a sviluppare altre problematiche. Sono tutte le, non so, diabete di tipo 1, tipo 2, Parkinson, tutte queste per esempio anche quello che, beh, è genetico. Nessuno mai va dal paziente, o pochi rari, a dire in realtà è epigenetico, perché le malattie realmente genetiche sono l'1-2% fatto 100 il totale di queste cose, a seconda della sequenza genetica che viene letta. E viene letta una certa sequenza di geni anziché un'altra a seconda di quanto l'organismo, tu, ti senti al sicuro o meno. Allora verrà dato un comando affinché si producano determinate proteine e altre molecole anziché altre. Questo vale per i tumori, vale per tutte le patologie croniche, di cui soffriamo. Per coloro che sono interessati a questo aspetto di genetica o epigenetica, ho un episodio sul podcast con un esperto di epigenetica, quindi magari poi metto anche lì il link in descrizione, perché lì ci sarebbe un altro mondo ovviamente di cui parlare, però alla fine è sempre relativo al dolore cronico. E manifestare, quindi. Vorrei capire se il pensiero positivo o il Mhm. manifestare positivamente sono due cose differenti. Perché la persona può dire, ma allora devo semplicemente pensare positivo e il mio dolore va via. Un po' E, tricky come question, eh? eh, bisogna intendersi sulla semantica qui, cioè Mm. parlando come mangiamo, che cosa vuol dire pensiero positivo. Noi qui non facciamo il cosiddetto bypass spirituale. Quello che io insegno e in cui guido le persone è processare correttamente in modo sano le emozioni, che è proprio quello di cui ci parla Sarno. La TMS è una soppressione. Però purtroppo Sarno non dava tanti strumenti concreti nei suoi libri. Ok? Pensare positivo significa guidare la macchina nella direzione voluta. Non vuol dire che non avrai mai pensieri di cacca sulla tua situazione, perché sei male e fa schifo, tu non vuoi dire che stai meravigliosamente bene in quel momento. Tutto quello che hai bisogno di fare è dare il comando al tuo sistema: ehi, ti sento, ti vedo, ti capisco, so quello che stai passando, sono qui. Dare il comando, qualsiasi cosa accada, io resto con te, non ti abbandono. E quindi dare
Questa e molte altre cose, ovviamente, che sarebbe impossibile mettere qui dentro, affinché ci sia un ok, le cose stanno così adesso, le accetto, non metto la polvere sotto il tappeto, perché quello peggiora la situazione. Il sistema non è stupido, lo capisce se uno fa finta o no. Pensare positivo non significa, come fa la legge di attrazione, queste stupidaggini, sono sulla nuvoletta rosa e va sempre tutto meravigliosamente bene, eccetera, eccetera. Pensare positivo significa dare il comando sono al sicuro ora. Quando diamo il comando sono al sicuro ora, noterai che di default automaticamente la tua testa, la tua mente si calma un pochettino, perché è lo stato interno del sistema che fa sì che ci siano dei pensieri più di sollievo in quel momento, specialmente quando la sensazione effettiva fisica è quella che è, non possiamo dire che non c'è, ok? Sì, Quando uno ha la vulvodynia, un altro tipo di dolore, ha un bruciore impossibile e prende tutta la percezione. È tutto meraviglioso, capite che fa peggio in questo caso. Quindi dobbiamo fare delle cose corporee per dire, lo so quello che ti sta succedendo, non stiamo qui a raccontarci favole. Quindi riconosciamo quello che c'è e da questo stato poi possiamo riaccedere alle funzioni corticali superiori, tanto per essere un po' nel tecnico. Allora da lì cominci a pensare più chiaramente, perché finché ti senti così fai fatica anche a pensare, fai fatica anche a restare incollato a questo video, ma io mi auguro che invece le persone restino incollate a tutto quello che stiamo dicendo, questa è perché questo terapia gratis. questa la fa uscire fuori dallo schifo in cui vuoi o non vuoi, comunque è stato quello che è, ok? Anche perché quel Questo libro che hai detto è in inglese, quindi se le persone vogliono leggerlo in italiano, purtroppo quello lì che ci hai dato, ce n'è solo uno in italiano, che magari li metto anche in descrizione, ma quello che hai fatto vedere in telecamera non penso sia stato tradotto. Ma MD Prescription sì. Ah, Allora, ok. sono stati tradotti tutti i libri di Sarno, più tutti quelli che ho, sono stati tradotti in italiano Ah, ok. a Run the Divided Mind, che è l'ultimo, che scrisse in collaborazione con altri medici che si sono formati con lui, medici chirurghi, sempre parliamo, MD, medicina Ok, e ok. chirurgia. Remember the Prescription è stato tradotto nel 2014, mi pare da Macro, se non vado errata, ma io Mm, perché amo l'inglese e preferisco andare alla fonte perché come ci insegnava il buon Umberto Eco, tutte le traduzioni sono protesi. sì. Lost in... Ok, quindi tornando a noi, pensare positivo significa che uno dà il comando di sicurezza in tutti i modi possibili e immaginabili, ogni volta ci sarà ancora non con l'obiettivo di mandar via i sintomi, perché il sintomo è quello che ti sta mantenendo nel dolore, paradossalmente. Il sollievo del dolore è, te lo dico perché ho sofferto l'inferno, so cosa vuol dire. Non sono uno che è venuto lì, ha studiato quattro cose, ha preso delle lauree e ripete a pappagallo e ti dà una stampata e via e sono 500 euro. Io sono un ex paziente, sono un ex sofferente, avevo solo 23 anni, avevo tutta la mia vita davanti. Se potessi tornare indietro, e io insegno che le emozioni sono, quando sentite, incanalate, sono quello che ti fa uscire fuori. Se andiamo a riprendere la teoria polivagale di Porges, vedremo che dallo stato di prostrazione, di impotenza, no? Quando svieni o sei proprio così che non riesci neanche a muoverti, trauma somatico, freezing, l'energia deve risalire su e quindi deve andare da flop a freeze a fight, contrattacchi e deve salire su. Quindi anche le stupidaggini della legge di attrazione, la scala delle emozioni, perché la rabbia non va bene, quello non va bene, devi sempre sentirti. Quello è bypass spirituale, insaccare le emozioni crea il caos nel sistema nervoso, tradotto ti fa stare ancora peggio. Sì, Tu vuoi volevo... essere vicino, è vero, è reale con la tua situazione, perché non puoi volevo- prendere in giro il tuo sistema nervoso, devi dare il comando, ok, c'è questo e sono al sicuro ora, e andare in step, come si dice, manifestare in step, creare in step il tuo, aprirti questo varco e sapere
che dando questo comando il sistema nervoso capisce questo, da lì automaticamente ti si aprirà la testa in positivo. Positivo significa che tu vai sempre nella direzione del tuo maggiore interesse. A te interessa di vivere, di riprendere a fare le cose che facevi, di muoverti, di vivere la vita che vuoi vivere e puoi assolutamente farlo. Questo è un fatto, non è speriamo che è possibile che anche se per aiutarti, per aiutare questa parte di te che giustamente è in difesa, puoi dirti mi apro alla possibilità che questa cosa possa funzionare per me, magari riesco a trovare la combinazione che è mia specifica, soltanto mia e di nessun altro, e ce l'hai dentro di te. Facendo però questo, pensare positivo è pensare al tuo maggior interesse e ecco qui non è mettere i bisogni degli altri davanti ai miei, ma se sto così però ho dei vantaggi. No, quando tu stai bene tutto migliora. E i vantaggi purtroppo oggi sono dati in maniera errata, secondo me, sulla fibromialgia. C'è lo posso dire perché sono qui in Sardegna, quindi lo conosco bene, il sussidio, non so se è in tutta in Italia, ma c'è un sussidio particolare per la fibromialgia, non so quanti euro al mese. Devo dire che secondo me quello è un danno, un grave danno, perché non è altro che rinforzare che il paziente, Mhm. il cliente è malato e io ti do questi 800 euro al mese perché sei malato. Tu cosa fai dall'altra parte? Ti prendi questi 800 euro al mese pensando, grazie, perché sono malato, non posso fare niente. Ma se tu poi me li togli, io sono ancora malato, come fai? Ah, ma allora è lo Stato che non ci dà supporto. Tu, oh, tu devi sapere, Lo so. e diventa, come dire, tutto un dibattito, una chiacchiera, e tu. Io ti dico tu, persona, se sei un poco come ero io, ci sono vari momenti della tua vita, quindi mi faccio il film, è possibile che passerai tutti questi stadi. C'è chi li passa un po' tutti, c'è chi dice no, io voglio, voglio vivere tutta la mia vita e che altro che 800 euro, posso creare tutta la fortuna che voglio Esatto, quando ne crei capisco molti come di più. fare. Al di là di questo, nessuno ti giudica. Non siamo solo noi i peggiori giudici di noi stessi, non c'è nessun altro nella tua realtà. Tu decidi se per te è ok prendere il sussidio e vivere in questo modo, come sei libero di farlo. Non è che devi ok, you guys, non dovete per forza guarire. Vuoi continuare in questo modo? È una cosa che consiglieresti a tutti, non lo so, alle persone a cui tieni di più, o comunque è una cosa che vuoi continuare a fare negli anni, eccetera. Se vai all'ultimo periodo della tua vita, ti guardi indietro e ti dici, forse avrei potuto fare una scelta differente, se ti senti contento, contenta, contento, così ok. Lo dico perché a volte sembra che è un lavoro, no, devo guarire. No. Ok, quindi sì, sicuramente da un punto di vista tecnico di funzionamento del dolore nociplastico hai totalmente ragione in quello che dici, perché tutto ciò che rinforza il dolore e lo mantiene in piedi. Sì, anche trovare, Per cercare una soluzione ulteriore a quella che abbiamo detto. avere dubbi se è Dubbi. veramente nociplastico, neuroplastico, ma come cavolo hanno detto che si chiama, o forse metà e metà, forse no, eccetera, eccetera, ti fa fare wobbling, ti fa fare questa oscillazione e non hai pace, che si traduce sempre in, oh, sono al Non sono sicuro o sicuro. no, dentro di me. Bene. Se potessi veramente essere libero, libera, libero, cosa farei davvero? Se non avessi paura di fallire, che cosa farei? È così che voglio vivere. Sì, e non c'è nulla da perdere. Ah, c'è tutto da guadagnare, C'è l'unica tutto da cosa che hai da guadagnare. perdere è il dolore. Esatto. Non puoi avere più dolore. Potresti avere più dolore, ma hai già raggiunto il culmine. Molte persone raggiungono il culmine, il bottom, come si dice in italiano, devono raggiungere Raschi il fondo del il barile fondo, praticamente, sei arrivato esatto. proprio. Poi dopo sotto c'è anche altro spazio, non finisce mica lì, sai, c'è una botola, poi se vuoi andare a più giù puoi fare, è Sì, una scelta. sì, 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 esatto, ognuno ha la sua scelta. È una cosa che magari vorrei aggiungere cioè, verso la parte ultima di questa
Eh, bellissima chiacchierata, spero che sia comunque stata molto utile chi ci ha ascoltato. E Assumo che sia così. come... Assumo, decido che è così. Ah sì, questa è una Perché manifestazione. tantissime persone che stanno così Chiaro. dicono così, lo so, vi vedo, perché ero uno di voi, lo so. Sì, siete arrivati adesso. Sì, perché non c'è Sì, solo teoria, cioè questa è pratica, è principalmente pratica. dipende da cosa vuoi veramente. Tu adesso, Elena, hai fatto tutto da sola. Io ho fatto tutto da solo. Nel senso, non è che abbiamo fatto tutto da solo. Se non fosse stato che questi dottori, questi libri s- erano scritti per noi, non saremmo arrivati qua. Quindi in realtà tu non si fa mai niente da solo. Ehm, quello che noto è che comunque le persone dall'altra parte, adesso, io sto facendo adesso, sono dall'altra parte, nella parte della terapia, del terapista, e che molte persone cercano veramente di fare tutto da solo perché non si fidano, sono ancora scettici ovviamente si va più lenti. Quindi il percorso di guarigione può essere velocizzato grazie a qualcuno che ti aiuta dall'altra parte che ha passato le stesse cose. E questa è la nostra missione, il fatto che noi abbiamo avuto, siamo passati dal dolore alla terapia, a far terapia o a far coaching, per far velocizzare tutto ciò. Quindi non devi stare davanti allo schermo e pensare, ma magari non sono io. Chiedi, fai una domanda, agisci, fai qualcosa, Testalo, 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 testalo. Ci la tua sono... quotidianità. Io dico sì, certo, se no che servono i facilitatori? Peraltro li avete manifestati voi, ci automanifestiamo tutti quanti, siamo tutto uno, no? Se vogliamo Sì. andare è tutta una sola coscienza che sta facendo tutte queste esperienze, però tornando nel pratico ci sono persone che riescono totalmente da sole e tu puoi, assolutamente puoi, hai tutto il potere, non ti serve niente nessuno e come giustamente hai detto tu ti vuoi fare i detour, ti vuoi fare questo, sperimentare questo, ok. Se invece vuoi, come dire, cut the chase, si dice in inglese, prendere la strada, fai ricalcolo e il navigatore ti darà la via più idonea a tutti i suoi casi. Sì, cosa fa? Cosa fa il coaching? Hai visto quando hai preso la patente? Per chi ha preso la patente o ha visto gente prendere la patente, no? All'inizio c'è l'insegnante che è accanto a te e c'è la macchina con i doppi pedali e magari se te vai un po' troppo allegro su una curva, lui ti dà delle correzioni, ti dice, "Ehi, sei proprio sicuro di voler andare a 100 all'ora girando su questo tornante così? Perché, boh, non lo so, ti dice, guarda, qui così, 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 poi sei tu che decidi, no? Ok? Quindi ti affianca. Che cosa fa il mister nelle squadre di calcio? Cosa fa il coach, l'allenatore? Chi gioca in campo, il giocatore sei tu. Il professionista ti dà delle indicazioni sul processo. Come funziona TMS? Devi sapere che ci sono tre fasi principali. Non è la regola, però diciamo è la tendenza. Ci sarà una seconda fase in cui tu fai così, come il profilo delle montagne rocciose, alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi. Se non lo sa, se una persona non lo sa ancora, rischia di avere una parte di sé che comincia a dire, lo vedi che non funziona, ma non lo vedi che devi fare un'altra operazione, ma non lo vedi che deve fare questo, non vedi che queste sono tutte stupidaggini per cacciare altri soldi, questi sono inventati questa cosa, ma vai a lavorare, ma fai un'altra cosa. Le so tutte, ok? Assolutamente. Le- o quasi, insomma, poi se c'è qualcosa di nuovo sono ben contenta di apprenderlo, però ecco, quello che dici in sintesi, un facilitatore esperto in TMS ti aiuta a velocizzare un qualcosa, se non altro proprio dal punto di vista di ancorarti a chi sa e chi ci è passato e darti il senso di, ehi, you know what, sono al sicuro ora, questa cosa funziona per me. Sì, è di empatia, anche perché è difficile trovare persone che hanno fatto questo percorso e quindi dall'altra parte non sai più, non sai veramente a chi chiedere, non sai Mhm. come spiegarlo, a volte la gente non ti prende neanche sul serio, anche gli stessi professionisti, e No, no, quindi alla no, fine no, e poi infatti rimani isolato, la tua vita, stai a casa, non hai più ti socialità. rassegni, no? Mm. E voi a volte, cioè, arriviamo,
in situazioni molto critiche, come hai detto tu, che tu non, cioè uno pensava quasi al Per suicidio, suicidi. che è una cosa molto brutta, è molto brutta, no, È, quindi è brutta e normale, è brutta e perché normale, chi non li penserebbe, ok? Ma certo, non è la sarebbe soluzione ovvio. comunque, perché andrei comunque in un'altra realtà da qualche altra parte. La coscienza non si ferma lì, ok? Sì, Come il dolore d'arto fantasma, tanto per fare un altro esempio. sì. Cosa, Se, se una parte del corpo non c'è più, perché quella persona continua a sentire dolore lì? sì. Cosa diresti tu, Elena, a Elena di 23 anni adesso, dovresti averla davanti? Molte volte mi sono fatta questa domanda nel buio della notte e non sto scherzando. Mi piacerebbe che la media adesso, scusate, divento un po' necessariamente entro in quella me, quindi automaticamente la fisiologia Sì, mi escono le lacrime perché è stato orribile, ero proprio sola. E poi voglio dire, veramente avevo tutto davanti e è stato portato tutto via così. Vorrei tanto poter andare lì e dire, ehi, da oggi in poi non ti devi più preoccupare di niente, perché io ti spiego tutto per filo per segno cosa abbiamo bisogno di fare e lo facciamo insieme e ti garantisco che tu nel giro di 2 settimane ne esci e ritorni a goderti la vita come facevi prima di questo esame, prima di questa cosa qua e non dovrai mai più vederti stendere, tra virgolette, tappeto rosso nelle farmacie quando ti compri tutte quelle valangate di roba e la gente ti guarda anche male, dice, ma come cammini? È tutto questo bruciore, chissà cosa hai combinato, bla bla bla. sì. Che non puoi fare niente. Questo sicuramente. E vorrei tanto, avrei voluto, io mi sono formata perché ho detto voglio diventare quella persona che avrei voluto avere al mio fianco quando è successo tutto questo. Grazie, Elena. Grazie a te Alessio per l'invito, per questo fantastico episodio, credo, spero, mi auguro, assumo che le persone possano farne tesoro. Noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo seminato, poi Tocca a te, ora ora, tocca a me. ora non è più il nostro potere cosa succede dopo, no? Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Come le persone ti potrebbero contattare? Ho visto, vedo che c'è il tuo sito web. Sì, e non è Elena Tione, ma è Aida Blanchet perché sto nome strano. Devo spiegare anche questo e per quale motivo continuo a mantenere questo, peraltro. Allora, vabbè, su YouTube e Instagram mi trovate come Elena Tione Healthy Life Coach e il mio sito è www.aidablanchet.com perché Aida Blanchet è stato lo pseudonimo che mi sono dovuta inventare quando ho avuto accesso, come spiegavo, a internet nel 2009 perché non volevo assolutamente comparire. Non volevo che nessuno sapesse che avevo la vulvodinia perché ero rimasta senza lavoro, senza questo, senza quest'altro. Se dovevo Eh, fare un colloquio, una cosa, qualcuno mi cercava e diceva, ma questa, oddio, è malata o di qua o di là per questo motivo, questo pseudo che ormai, voglio dire, ora mi conoscono più come relazione, però insomma, allora sul blog ci sono più di 500 articoli gratuiti con esercizi dentro, video esercizi ed esercizi scritti per la TMS o Mind Body Syndrome, si applica a qualsiasi tipo di dolore, qualsiasi, e a pensieri stressanti. Quindi abbiamo la sostituzione sintomatica di Sarno, funziona che quando tu, diciamo, ti risolvi tutte le problematiche che sembrano fisiche, poi può scattare, non abbiamo detto questa cosa, ma può scattare l'iperansia, l'agitazione, perché è una la preoccupazione sul sintomo si applica, diventa una preoccupazione su qualsiasi cosa, una volta il denaro, una volta questo, una volta quest'altro. Come Sarno ci insegna, il dolore è una distrazione. Il nostro sistema sta cercando di farci un favore per proteggerci, anche se è assurdo quello che fa, ovviamente. Ci sono tantissimi esercizi gratuiti che uno può provare, appunto, perché di provare finché non ci si riesce. E sul canale tantissimi video, ora poi riprenderò anche l'aspetto del dolore nociplastico, proprio per esempio, c'è adesso in finale di questo incontro un articolo che ho scritto diversi anni fa ormai
Cosa fare quando stai male? Pensare positivo quando stai male è difficile, se non impossibile? Mi stai prendendo in giro? 7 passaggi pratici. Ok, E c'è un video che lo bene, bene. consiglio. Allora metteremo tutti in descrizione, così la gente trova tutto Benissimo. molto più Adesso ti facile. ringrazio veramente di cuore per questa cosa perché per tanto tempo ho desiderato di creare un team di professionisti seri hanno contezza della TMS, Attention Myoneural, Myositis, poi Myoneural Syndrome, Sì, per la precisione, che ci piace mettere i puntini sulle i, quindi include tutto, tendini, legamenti, muscoli, nervi e quant'altro. Magari anche medici e altri professionisti che seguiranno e vedranno tutto questo, che sì, possono scriverci, insomma, sì, adesso è metterci un in poco contatto. professionale, ma lo devo dire, che se sveino fora. Sveive fora, Vabbè, ma si vive come nell'incontro. dico dalle mie parti, perché sarebbe anche il caso, perché voglio dire, c'è un grande business, dobbiamo dirlo, diciamolo. Sicuramente, sicuramente. Ci auguriamo che questo... c'è gente che solo leggendo il mio blog ha avuto remissione sintomatica a proposito, quindi non Bene. è un assunto che debbano volerci mesi o anni. Tutto dipende da quanta sicurezza dai dentro di te e da quanto smetti di far sì che il dolore e il sintomo sia il problema. Non è il problema. Grazie Elena, e grazie a tutti quelli che hanno visto il Grazie a tutti. podcast e il video, A tutti. scriveteci nei commenti, sono sicuro che ne faremo un'altra, un episodio 2 o qualcos'altro. Sono contenta di averti anche mio ospite. Sicuro, Sarà sicuro, fantastico. sicuro. Ciao a tutti.